essere. Caso FAS, come promesso la Regione fissa ufficialmente i limiti sulla presenza della sostanza nell'acqua, saranno i più restrittivi d'Europa. Intanto il Ministro dell'Ambiente Galletti dice basta polemiche, si spendano i soldi che Roma ha stanziato. Incubo per una bimba nei bagni di un locale a Cividale del Friuli, veneziano arrestato per abusi sessuali sulla piccola che aveva seguito nella toilette. Concorsi truccati, anche 2 docenti di Padova e Venezia coinvolti nel terremoto giudiziario che ha visto arrestati 7 professori, gli insegnanti veneti sospesi assieme ad altri 20. Per oltre un anno avrebbe ossessionato l'eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, arrestato per stolti un noto imprenditore di Jesolo che 5 anni fa si era anche candidato come sindaco. Legge sulla bandiera del Veneto impugnata dal governo, la provocazione del governatore Luca Zaia che sfila il gonfalone dal piedistallo e attacca. Ecco quali sono le ossessioni di Roma. Dopo la violenza su una nigeriana abbandonata nuda e ferita a Bagnoli, nel Padovano, l'ombra di un giro di prostituzione tra le straniere. Il sindaco chiede tutela per le 40 donne presenti nel lab. Basket, sfida amara per Air Venezia e De Longhi Treviso a caccia della Supercoppa nelle rispettive categorie, le squadre venete sconfitte da Milano e Trieste. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione regionale dei nostri telegiornali si apre parlando dei FAS che hanno tenuto banco in queste settimane con un braccio di ferro tra regione e governo, l'ennesimo braccio di ferro. Intanto il Veneto, come promesso quando il governatore Zaia aveva detto ci arrangiamo, ha fissato i limiti di legge per i FAS e sarà la sola regione italiana ad avere dei limiti di legge per i FAS, l'annuncio in mattinata, e saranno le norme più restrittive d'Europa in materia. Il governatore Luca Zaia ha fissato i limiti per i PFAS nell'acqua potabile in tutto il territorio veneto. La somma di PFOA e PFOS non potrà superare i 90 nanogrammi per litro, mentre la concentrazione di PFOS non potrà superare i 30 nanogrammi. Nei comuni della cosiddetta zona rossa, i più colpiti dall'emergenza degli anni scorsi, viene fissato un limite per i PFOA di 40 nanogrammi. Per il principio di precauzione viene inoltre abbassata a 300 nanogrammi la somma degli altri PFAS, sulla pericolosità dei quali non esistono ancora studi definitivi. Commissione FAS, come la chiamiamo noi, si riunisce, presieduta dal dottor Dell'Acqua, dall'ARPAV, dopodiché esce dalla Commissione questo provvedimento e diventa delibera di giunta. Per noi è già deciso, per cui è solo un fatto di formalità, sarà questione di ore. Avevamo chiesto al governo, ricorda Zaia, di introdurre anche in Italia i limiti esistenti in altri paesi. Abbiamo scritto a maggio, dopo 4 mesi, ripeto 4 mesi, ci arriva una risposta che dice a livello nazionale non si mettono limiti, arrangiatevi. Noi ci siamo arrangiati, ma ci abbiamo messo 4 minuti, abbiamo presentato i limiti che sono i più bassi a livello europeo e a livello mondiale. Non voglio aprire alcuna polemica, spiega il governatore, la nostra volontà era di collaborare col governo, ci hanno detto di no, pazienza. Dico solo che a livello anche comunitario ci sono delle nazioni tipo la Germania che i limiti li ha fissati. A questo punto avremo la Germania che ha fissato il suo limite e in Italia ci sarà solo il Veneto col suo limite. Nel giro di poche ore, conclude, i limiti saranno effettivi, poi ci occuperemo di far rispettare la legge a prescindere da quanto ci costerà. Dall'acquedotto del rubinetto di casa dovranno esserci campionamenti e dimostrare che il limite ad esempio dei 90 nanogrammi per l'acqua potabile per i FOA e i FOS, e quindi i FAS a catena lunga, dovrà essere assolutamente rispettato, e saranno costi che ci sobbarchiamo noi come regione e poi scaricheremo sui condannati. Basta polemiche, il Veneto spenda le risorse che noi abbiamo stanziato, così il Ministro dell'Ambiente Galletti, al quale oggi pomeriggio, il Ministro Galletti era in Veneto nel pomeriggio, è in Veneto nel pomeriggio, abbiamo chiesto una risposta alla nuova legge sui limiti di FAS ideata da Zaia. Sentiamo le sue parole. Se la Regione fissa dei limiti esercita le sue competenze, oltretutto so che c'è un referendum sull'autonomia, in questo caso è autonoma nel decidere i propri limiti. Per quanto riguarda il mio Ministero non voglio far polemiche, dico che oggi le risorse ci
ci sono 23 milioni per il Frattagorzone, ci sono 80 milioni sbloccati proprio per intervenire sulla qualità dei corpi idrici, quindi compreso anche il PFAS, ci sono 100 milioni per il lago di Garda, il lago di Garda, ci sono moltissime risorse per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Quindi io ritengo che invece che perdersi in chi deve stabilire i limiti sarebbe meglio spendere queste risorse in fretta nell'interesse dei cittadini veneti. Mi auguro solo davvero che finisca questa polemica e si passi a fare gli interventi, perché lasciare lì quelle risorse è davvero uno spreco inutile. La cronaca adesso con una terribile storia che viene da Cividale del Friuli ma coinvolge il Veneto. Perché? Perché c'è stato un uomo, un veneziano, arrestato ieri proprio a Cividale del Friuli con l'accusa di aver abusato di una bimba di meno di 10 anni, una violenza consumata nei bagni di un locale. L'ha seguita nel bagno di un locale del Cividalese dove ha abusato di lei, vittima una bimba di meno di 10 anni. Lì il violentatore veneziano tra i 40 e i 50 anni, ora agli arresti, l'ha toccata e si è strusciato sul corpo della bimba allontanandosi poi di corsa. La piccola, sconvolta, è andata subito a raccontare tutto a un parente che insieme ad altri ha rincorso il veneziano allertando i carabinieri. Una violenza mostruosa e che, se anche non spinta sino all'abuso della ragazzina, rappresenta di certo uno shock difficile da superare. Ora la piccola, con l'aiuto di una psicologa, sarà sentita per una ricostruzione della terribile vicenda. Il violentatore italiano che vive a Venezia è stato arrestato nella notte dai carabinieri di Cividale del Friuli, in provincia di Udine. L'accusa è violenza sessuale. Il fatto risale a ieri pomeriggio in un locale del Cividalese. L'uomo e la bimba non hanno legami di parentela e tra loro l'incontro sarebbe stato del tutto casuale. Tanto è bastato far scattare l'istinto maniacale dell'uomo. Dopo aver abusato della bimba e l'inseguimento è partita l'indagine dei militari. Un quadro definito subito chiaro per le tracce organiche che il veneziano aveva addosso e per altri elementi raccolti sul posto dai militari dell'Arma. Possiamo solo confermare l'atteggiamento della piccola vittima che pur in questa situazione delicata ha subito raccontato la vicenda consentendo di assicurare alla giustizia l'autore di queste molestie. È il commento del procuratore di Udine Antonio De Nicolo all'arresto dell'uomo di cui abbiamo parlato in questo servizio. Sulla vicenda serve il massimo riservo, ha concluso il procuratore capo, e non vanno divulgati altri dettagli. Adesso invece torniamo a parlare dell'omicidio e del tentato omicidio di Bagnoli di Sopra, la drammatica sparatoria in fabbrica di sabato. Saranno interrogati nei prossimi giorni sia l'imprenditore accusato di omicidio e tentato omicidio, sia il giovane marocchino ferito. Le sue condizioni infatti stanno migliorando. Saranno interrogati nei prossimi giorni dei carabinieri Yassin Lenfaddel, 29 anni, il marocchino ferito gravemente nella sparatoria in questa fabbrica di Bagnoli di Sopra, e dal GIP Benedetto Allia, 28 anni, l'imprenditore di origine catanese accusato di aver ucciso Francesco Ammazzei, 38 anni, calabrese, e ferito gravemente lo straniero, suo ex dipendente. All'origine di tutto stipendi non pagati, secondo quanto ricostruito sinora dai militari. Sono le 11 di sabato mattina quando Benedetto Allia, titolare della LB Allia, accoglie i due in via Ottava Strada. Ha fatto uscire i dipendenti dalla fabbrica, solo in 3 stanno lavorando all'esterno. Il marocchino, che vive a Treviso e fino a poche settimane fa lavorava con un contratto a tempo all'LB, gli chiede i soldi di alcuni stipendi. Volano urla e insulti, secondo Allia non ci sono debiti pendenti. A questo punto il marocchino tira fuori un coltello e ferisce l'imprenditore tra la testa e la spalla. Quest'ultimo invece estrae un fucile da caccia calibro 12 e spara 4 colpi. Muore sul colpo un 38enne calabrese, riesce a fuggire il giovane marocchino. 800 metri in macchina arriva alla stazione di servizio, dove perde i sensi non prima di aver detto: andate in quella fabbrica, c'è un mio amico morto. I carabinieri arrivano in un lampo. L'imprenditore viene portato in caserma, arrestato alla fine di un interrogatorio fiume. Nessuno ha visto nulla se non lo straniero fuggire, nessuno ha sentito gli spari. Fondamentale per capire cosa sia accaduto l'interrogatorio del giovane straniero. Le sue condizioni sono sensibilmente migliorate, tanto che i carabinieri attendono il via libera dei medici per sentirlo. Dal carcere, in attesa dell'interrogatorio di garanzia, Benedetto Allia ripete: mi sono difeso.
Il giovane è molto conosciuto per le sue potenti auto e per essere un compagnone al bar del paese, figlio di un uomo che sta finendo di scontare una pena in carcere per omicidio e soppressione di cadavere, indagini che proseguono su più fronti, chiarire perché con lo straniero ci fosse Francesco Mazzei, da dove arriva il fucile che risulta modificato e ricostruire la situazione patrimoniale di un'azienda a un primo sguardo sana e senza alcun problema. La vicenda che sta facendo discutere a Jesolo, siamo nel veneziano, l'arresto per stalking di un noto imprenditore agricolo, l'accusa di aver ossessionato per oltre un anno l'eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, un imprenditore noto anche perché 5 anni fa era sceso in campo come candidato sindaco. Una persona molto attiva, una persona piena di idee, una persona estremamente competente nel suo campo, con idee innovative, quindi sono rimasto estremamente sorpreso. Salvatore Esposito, come tanti, è rimasto di stucco. Sapere che una persona con la quale seppur anni fa hai condiviso un percorso politico importante viene bloccata dai poliziotti e arrestata per stalking non è cosa da tutti i giorni. Soprattutto se quella persona era stata candidata a sindaco della tua città. Sorpresa per molti, ma secondo la polizia quelle telefonate continue, quei messaggi, quegli incontri improvvisi non erano un semplice tentativo di corteggiamento, peraltro non ricambiato. Per le forze dell'ordine quella del 47enne imprenditore Giovanni Bernardini era una ossessione in piena regola che durava da un anno, tanto da trasformarlo in stalker. Sul suo profilo Facebook foto e video dell'eurodeputata di Forza Italia e vice capogruppo del Partito Popolare Europeo Lara Comi si sono susseguiti costantemente fino a pochissimi giorni fa. Immagini della 34enne, post dei suoi interventi in televisione e sui siti. Il volto della donna campeggia troppo spesso. C'è anche il manifesto della partita di calcio di beneficenza tra parlamentari che alla fine venerdì scorso gli è costato l'arresto. Perché all'imprenditore agricolo che nel 2012 fu candidato sindaco di Jesolo con una coalizione formata da SEL, IDV e Verdi Europei, era stato già notificato un provvedimento di quelli pesanti, non avvicinarsi al suo bersaglio. Era il risultato delle preoccupate denunce della Comi. Dopo che si erano casualmente inconosciuti un anno fa, secondo l'accusa l'aveva esasperata a tal punto da costringere a intervenire. Evidentemente non è bastato se venerdì a Lecco, durante quella partita, Bernardini è stato individuato dalla polizia, che sapeva bene come si sarebbe potuto avvicinare per l'ennesima volta a cercarla. Fine di un incubo per la Comi e shock dei conoscenti. In quel 2012 la sconfitta lo aveva riportato fuori dalla politica per tornare alla sua attività, prima che una semplice infatuazione diventasse un'ossessione di cui forse nessuno conosceva l'esistenza. Una persona estremamente regolare, per come l'ho conosciuto io. Quindi è una cosa, diciamo, inspiegabile. Parliamo di 6 anni fa, in 6 anni si cambia anche di molto evidentemente. Una tragedia della strada ancora una volta nel Veneto, insanguinato purtroppo da tante croci, ancora una volta la Marca trevigiana diventa il luogo teatro di un terribile schianto verificatosi nella notte lungo la Feltrina a Pederobba e ci sono 2 vittime. Uno schianto violentissimo, 2 auto accartocciate e 2 persone che hanno perso la vita. La Marca piange ancora 2 vittime della strada. Thomas Morandin, 21 anni, il prossimo 7 ottobre, di Postioma di Paese, e Vanni Bresolin, falegname, 47enne, di Borso del Grappa. L'incidente poco dopo la mezzanotte lungo la Feltrina a Pederobba, in prossimità del bivio per Onigo. All'uscita di una curva le 2 auto, la Fiat Punto di Morandin che procedeva in direzione Treviso e la Peugeot 308 di Bresolin si sono scontrate frontalmente. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. L'asfalto era viscido per la pioggia ed in quel tratto i veicoli possono procedere a velocità sostenuta, il limite è di 90 km all'ora. Al momento la polizia stradale di Castelfranco, che sta conducendo le indagini, non ha ancora chiarito quale delle 2 auto abbia invaso la corsia opposta. Quel che è certo è che quel tratto di Feltrina è molto pericoloso ed è già stato in passato teatro di altri incidenti, uno mortale. Anche stanotte l'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai 2 conducenti nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo per i 2 automobilisti non c'era più nulla da fare. Thomas Morandin viveva con la famiglia a Postioma e lavorava assieme ai 2 fratelli nell'azienda edile del padre. Vanni Bresolin, falegname, era molto noto a Borso del Grappa, dove viveva con la madre e le sorelle, anche per la sua attività nel volontariato e come vice capogruppo Alpini di Santa Eulalia. Sul luogo della tragedia, poco dopo il terribile schianto, anche il sindaco di Borso, Flavio Dall'Agnol, amico di Bresolin. L'immagine purtroppo mi ha accompagnato per tutta la notte, un dramma per 2 comunità, per 2 famiglie.
per due paesi che oggi piangono due bravi ragazzi. Torniamo adesso a parlare della politica. Abbiamo visto un'apertura ai limiti sui FAS, risultato anche di un lungo braccio di ferro tra Regione e Governo, un braccio di ferro che in questi giorni, dopo il caso vaccini, si è arricchito anche di un altro fronte, cioè quello sull'azione del governo che ha deciso di impugnare la legge veneta sull'obbligo della esposizione della bandiera del gonfalone di San Marco negli uffici pubblici. Ebbene, dopo che il governo ha impugnato questa legge, stamane a Palazzo Balbi la provocazione del governatore Luca Zaia, che in segno di stizza ha sfilato la bandiera veneta dal piedistallo dicendo: ecco qual è l'ossessione di Roma. Vediamo. Questo atteggiamento è fuori dal tempo e dalla storia, penso che sia dettato solo dall'ossessione. Solo l'ossessione può portare un governo, con tutti i problemi che ci sono, dai FAS ai problemi dell'occupazione, ai problemi del sociale eccetera, a perdere tempo a impugnare una legge che dice cosa? Chiediamo che negli uffici dello Stato presenti in Veneto si esponga assieme al tricolore e alla bandiera europea anche la bandiera del Veneto. Guardate, cosa c'è di male? Hanno impugnato la legge per togliere questa, toglierla e lasciare solo le altre due. Questa è la serietà. Il gesto stizzito del governatore Luca Zaia esprime meglio delle parole il suo fastidio per l'impugnazione da parte del governo della legge regionale sull'esposizione della bandiera veneta negli edifici pubblici. Non abbiamo fatto questo provvedimento per provocazione, spiega, ma perché siamo convinti che serva semplicemente a mettere un po' d'ordine. Sono i regolamenti a stabilire quali bandiere vadano esposte negli uffici statali e noi abbiamo fatto una legge che si tradurrà in regolamento. Non capisco come una cosa simile possa diventare un problema nazionale. La difenderemo col sorriso in bocca, con una battaglia gandiana in Corte Costituzionale, anche perché sappiamo che a questo punto non siamo chiamati a difendere solo l'esposizione della nostra bandiera, che è già un grande simbolo di rispetto, ma soprattutto difendiamo anche l'esposizione di tutte le bandiere delle regioni italiane, perché se perde il Veneto perdono tutti. E sull'azione del governo che ha impugnato, come sentivamo, la legge regionale, abbiamo sentito il parere dei cittadini. Sentiamo cosa ne pensano a Treviso. Secondo me non è giusto. Siamo in Veneto, quindi dovrebbe esserci la bandiera del Veneto. Si può fare anche a meno, sì. Finché siamo assoggettati comunque a Roma, nel senso che Roma il governo centrale decide anche per le regioni, siamo gioco forza obbligati a obbedire. Io non ho molta fiducia né in quello che dice il governo né nelle istituzioni in genere. Per me, io che vengo da Napoli e quindi Amalfi, Repubbliche Marinare, secondo me bisognerebbe ritornare ad avere la passione, il senso di appartenenza e l'orgoglio delle nostre storie, delle nostre origini per andare avanti. È un simbolo antico, è una regione come la nostra, insomma. Qui nel nostro territorio, laddove insomma ci siano delle istituzioni importanti, credo che la bandiera possa tranquillamente essere esposta senza che crei, credo, pregiudizio alla sensibilità di alcuno. Ecco. I segni hanno la loro importanza, è vero. Io ho problemi abbastanza più importanti, ma non solo io, penso anche gli italiani in genere. E allora parliamo del terremoto negli Atenei italiani, un'inchiesta partita da Firenze, concorsi truccati con 7 professori arrestati, ce ne sono altri 59 indagati e 22 interdetti, tra i docenti coinvolti anche 2 docenti veneti. Anche 2 professori veneti nel mirino della Procura di Firenze per la maxi inchiesta sui concorsi truccati alle università in cambio di cattedre. Si tratta del professore di Ca' Foscari, Loris Tosi, e del docente di Padova, Mauro Beghin. 150 le perquisizioni nel blitz della Guardia di Finanza di questa mattina in diverse università italiane. Raffica di arresti, 7 docenti in manette, 22 quelli per i quali è scattata l'interdizione dall'insegnamento per un anno, tra i quali 2 veneti, 59 gli indagati, l'ipotesi d'accusa è corruzione. Tra gli indagati anche l'ex ministro Fantozzi, notizia che non ha accolto impreparato il veneziano Stefano Zecchi, già professore presso l'Ateneo Padovano. Facendo nomi e cognomi io pensavo di venire querelato, cosa che non è accaduta. Purtroppo questo
è un malaffare che nasconde tanti bravi in realtà professori che si impegnano, che danno l'anima, e molti importanti che invece trafficano, e questo è disgustoso perché qui viene messa in discussione la capacità, la bravura, il merito dei nostri ragazzi. Si pensa che appunto basta essere figli di, aiutati da e raccomandati da questo, da quello, e uno va avanti. Questo è indecente. Un uomo è rimasto ferito in un incidente di caccia avvenuto questa mattina nelle campagne di Veronella, siamo in provincia di Verona. Un colpo è partito per errore dal fucile di un cacciatore che ha ferito a una gamba un compagno di battuta. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Legnago, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Ronco all'Adige che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria e poi ancora servizi. Tutti. Rieccoci in studio, il telegiornale del Veneto che torna a parlare di migranti. Torniamo a Bagnoli di Sopra, uno degli hub cosiddetti più discussi, tanto più dopo la violenza su una nigeriana abbandonata nuda e ferita a Bagnoli. C'è l'ombra, oltre alle violenze, di un giro di prostituzione tra le straniere, e intanto il sindaco denuncia la situazione di 40 donne migranti lasciate all'interno con 700 uomini. È ancora sotto shock la 19enne nigeriana scaricata da un'auto, ferita e seminuda in una strada di Bagnoli. L'episodio era stato denunciato ai nostri microfoni dal sindaco Roberto Milan, che teme che la giovanissima migrante possa essere finita in un giro di sfruttamento della prostituzione. I carabinieri stanno indagando sulla violenza, mentre la ragazza è tornata in queste ore in un appartamento gestito da una cooperativa che segue solo donne. Ma a Bagnoli, denuncia ancora il sindaco, c'è un'altra situazione difficile da gestire, quella di 40 donne migranti che si trovano ancora all'interno dell'hub di San Siro, dopo essere state abbandonate quest'estate in una piazzola di sosta della zona industriale di Conselve. Ci sono ancora quelle 40 donne che sono state scaraventate, lasciate, abbandonate in zona industriale a Conselve in quest'estate, con ancora i bambini che dicono appunto essere eritrei e quindi avere diritto al ricollocamento, e sono ancora in base. Insieme a loro ci sono 700 uomini, e per le migranti vivere in queste condizioni insieme ai loro bambini è ancora più difficile. Non vanno trattate così, sono esseri umani, come vediamo ci sono fatte di tratte, probabilmente di schiavi del sesso, e bisogna effettivamente mettere mano per una corretta e migliore gestione di queste, soprattutto dei migranti donna. Intanto, dopo l'episodio della nigeriana abbandonata ferita e seminuda, i sospetti di un giro di prostituzione che costringe le migranti ad andare sulla strada sono diventati sempre più concreti tra i cittadini di Bagnoli e Tribano, tanto che un consigliere comunale di opposizione ha detto di voler organizzare nuovamente manifestazioni di piazza per chiedere più sicurezza. Restiamo nel Padovano. È stato un incubo negli anni 90 per qualunque automobilista che passasse sotto un cavalcavia la terribile moda, chiamiamola così, la follia dei sassi lanciati dal cavalcavia. Ebbene, alcune segnalazioni preoccupanti dal Padovano in questi giorni. Sassi dal cavalcavia, le segnalazioni tra social network e denunce si ripetono da almeno 3 mesi. A Padova, nella zona tra Ponte Vigo d'Arzero e Altichiero, vi sarebbero alcuni ragazzini che si divertono a colpire le auto in transito. L'ultimo episodio risale a venerdì ed è stato denunciato da un automobilista che stava passando sotto il cavalcavia quando un sasso lanciato dall'alto ha colpito la sua macchina. Le forze dell'ordine sono state avvisate e stanno indagando. Il lancio dei sassi dal cavalcavia era una moda in voga tra la fine degli anni 80 e 90, con diversi episodi in tutta Italia che hanno provocato anche vittime. Lo sport adesso. Treviso e Venezia piangono lacrime amare per le sfide rispettive nelle loro categorie della Supercoppa. La De Longhi Treviso Basket è stata sconfitta da Trieste 88-78 nella sfida per la Supercoppa Old Wild West. Treviso ha raggiunta in finale dopo aver sconfitto Biella in semifinale, mentre l'Alma Trieste aveva sconfitto Ravenna, ma nonostante una gara combattuta, Treviso ha avuto la peggio. Ha avuto la peggio anche la Reyer Venezia, che è stata sconfitta da Milano nella Supercoppa italiana, e siamo per la Serie A1.
Infranto il sogno di Supercoppa italiana per la Reyer, costretta a lasciare lo scettro a Milano nell'incontro di Forlì. 77-82 il risultato finale, con i veneziani che tuttavia rientrano a casa a testa alta, visto che gli avversari hanno dovuto faticare, e non poco, per strappare questo punteggio. Partenza infatti in salita per la Reyer Vat con 2 falli in 59 secondi, bonus esaurito dopo però 2 minuti e 24 secondi. Dopo un inizio brillante, tuttavia troppi canestri facili concessi agli avversari, la trippa di Bertans spinge Milano sul più 10 con il punteggio di 14-24. Qui Venezia è sotto di 9 punti. Reyer, che pur essendo perfettamente in partita al terzo quarto con Milano sempre avanti, è lì in agguato, ma i Granata dopo una serie di rincorse continuano ad essere sempre più solidi, non mollano, e dopo una serie di batti e ribatti tra falli subiti da ambo le parti, pareggi con Peric sulle 61-61 e scambi di De Raffaele, la conferma è per l'Armani. Il rammarico di non aver messo la testa avanti quando ne abbiamo avuto l'occasione, però credo che la risposta della squadra sia una risposta, visto il momento e visto tanti giocatori che comunque entrano in un sistema nuovo, sia una risposta importante contro una squadra obiettivamente di grandissimo livello. Allora parliamo del settore lattiero caseario veneto, che sempre più si contraddistingue per la sua qualità e l'eccellenza, ma se i nostri formaggi vedono l'uscita dalla crisi economica, un nuovo allarme arriva dagli allevamenti che invece continuano a chiudere, e non per la crisi economica. L'anno scorso era crisi nera, quest'anno si vede qualche spiraglio di novità, di benessere economico e quant'altro. Anche il latte veneto vede la ripresa, e questa è la buona notizia che arriva da Piazzolo sul Brenta, dove lo scorso fine settimana si è rinnovata per la 13ª volta l'esposizione Casius Veneti. 109 formaggi da 78 caseifici hanno dimostrato come i nostri prodotti non solo non abbiano lasciato spazio alla concorrenza, ma anzi siano motivo per molte aziende di accettare le sfide del mercato. Abbiamo sempre più persone che vogliono venire a vendere, il 70% del nostro latte che viene trasformato in DOP, oltre il 24% che viene trasformato a prodotti di pregio, quindi il latte veneto va trasformato in formaggio, non come fanno gli altri che producono latte in polvere, che producono prodotti massivi, massali. 37 le medaglie d'oro assegnate dalla giuria ad altrettante lavorazioni, mentre il primo premio per i formaggi freschi è per il Monte Veronese di Erbazzo, quello per i formaggi stagionati al Piave di Busche. Una manifestazione per ribadire l'importanza della qualità a tavola, garantita solo da una filiera certa e certificata. Un esempio vincente da tempo è quello del grana padano, per il quale viene lavorato metà del latte veneto. È il prodotto DOP più esportato al mondo, ormai abbiamo raggiunto il 40%, naturalmente il paese principe per consumo di grana padano è la Germania, ma poi andiamo molto forte anche di là dall'oceano, Stati Uniti, Canada. Ma non è l'unico fronte su cui investire per dare futuro a questo settore. Preoccupante il mancato ricambio generazionale negli allevamenti, che continuano a chiudere inesorabilmente se non ci saranno incentivi. Chiudevano produttori da un quintale, 2, 40 litri, 50 litri, no? Erano degli hobbisti. Ma quando adesso chiudono stalle da 10, 20 quintali, 30 quintali, si capisce che non sono più hobbisti, sono veramente degli allevamenti strutturati che vanno a chiudere. E la preoccupazione è molta e noi ci domandiamo, e bisogna domandare all'opinione pubblica, servono le stalle? Ci lasciamo con questo interrogativo, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, tempo stabile sulle nostre regioni dove sarà il sole a prevalere. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto splendida giornata soleggiata ovunque, non sono attese precipitazioni degne di nota, cielo poco nuvoloso su tutti i settori. Diamo uno sguardo anche alle temperature che risultano essere più o meno stazionarie, le massime saranno comprese tra 19 e 22 gradi, i valori minimi tra 12 e 14 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo una bella giornata di sole su tutta la regione, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra i 12 e i 13 gradi, massime sui 19 e 21 gradi circa.
E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Prevediamo soltanto isolati acquazzoni pomeridiani sui confini alpini più occidentali. Vediamo anche le temperature, le minime si attesteranno intorno agli 11-12 gradi, massime sui 22-25 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine, arrivederci.